Coscienza civile di chi lotta contro la mafia oggi erano a Padova, li ha seguiti per noi Vittorio Mangili. I tempi che stiamo vivendo, secondo lei, che tempi sono? E parlo anche di Craxi e di tutto il resto. Sono tempi di rinascita, tempi di svolta proprio, di grosso impegno da parte di tutti. È una breve dichiarazione di Antonino Caponetto, strappatagli alla Facoltà di Scienze dell'Università di Padova, dove nel pomeriggio di oggi l'ex capo della Procura di Palermo e Leoluca Orlando, leader della rete, scortati fino lì da una notevole rappresentanza di forza pubblica, hanno incontrato gli studenti, tantissimi studenti, in un'aula stipata fino all'inverosimile. Caponetto ha anzitutto passato in rassegna i mali, le magagne, le ruberie cui ha detto abbiamo assistito in questi ultimi anni e dei quali sono responsabili uomini politici e amministratori pubblici, ma ha anche detto di sentire attorno a sé l'affacciarsi di una generazione nuova e di una volontà di rinnovamento e di pulizia. Leoluca Orlando, da parte sua, ha affermato che si deve combattere una battaglia contro lo spreco di soldi, di speranze, di tanta professionalità. Ha lanciato la proposta alla popolazione di costituirsi parte civile contro i politici colpevoli di illegalità ma protetti dalla Costituzione, ha ribadito la proposta di abolire l'immunità parlamentare e ha lanciato l'idea di attuare una nuova Costituzione che tenga conto delle attuali realtà. Il professor Leoluca Orlando appena entrati nell'aula magna della Facoltà di Scienze Politiche. Alla fine hanno entusiasmato i giovani che hanno assiepato l'aula in occasione del convegno dal titolo Verso la nuova resistenza. Orlando, leader del movimento politico La Rete, ha parlato di mafia, di immunità parlamentare che deve essere abolita, di crisi politica, abbiamo un governo con ben 3 ministri inquisiti e di crisi di valori. Ha tuonato ovviamente anche contro i corrotti leader politici di Tangentopoli. Come cittadini, ha invitato la platea, dobbiamo costituirci parte civile nei confronti di Bettino Craxi. Ma anche gente come Andreotti se ne deve andare, anche se non ha ricevuto un avviso di garanzia. Noi viviamo oggi nel nostro paese una sfida durissima, una battaglia per la normalità e contro lo spreco. Una battaglia per la normalità contro lo spreco, perché deve pure essere possibile vivere in un paese dove è normale che i responsabili vengano processati, che i criminali vengano arrestati, dove è normale che un parlamentare non si trinceri dietro l'immunità parlamentare per rispondere delle colpe commesse. Il giudice Caponnetto, grande amico di Falcone, ha accusato i partiti tradizionali di non aver capito nulla di quello che sta succedendo nel nostro paese. Il guaio è che i leader stanno portando al baratro l'Italia. Puzza da bruciato, ha aggiunto il giudice, il calorosissimo applauso che il capo del governo Amato ha ricevuto nell'assemblea degli industriali. Il che vuol dire che la politica del governo evidentemente va incontro al mondo imprenditoriale. C'è una gran voglia di pulizia in Italia che è partita da Palermo. Sta crescendo una generazione nuova e il prossimo scrollone, non solo politico, sarà quello decisivo. Caponnetto ha concluso salutando da vincitore con il classico gesto di Winston Churchill. Le speranze dei giovani erano tutte in quel segno di ottimismo. Mattino di Padova. L'incontro ha avuto come tema